Cordio e il consigliere comunale, l'avvocato Giulio Cusumano, che abbiamo avuto poco fa qui con noi, che ritorna, un gradito ritorno quello dell'avvocato Cusumano, e ci riraggiunge, ecco, adesso con l'altra fascia, quella dell'Accademico di Sicilia. E allora, andiamo con ordine. Prima la signora Giovanna Schimenti, che riceve questo riconoscimento. Eccolo qua, e allora ti consegna all'avvocato Cusumano, che consegna le insegne con il gagliardetto, lo stendardo. Abbiamo un nuovo arrivo, no? Esatto. Dobbiamo accoglierla bene. Ecco la fascia. Eccola qua. Un benvenuto glielo diamo? Eccolo qua. Benvenuto a parte tutto il comitato scientifico da parte del Presidente Marotta, e che si augura di avervi attivi. Abbiamo bisogno di molto attivismo, perché dobbiamo ricercare persone non che facciano il proprio lavoro, perché quello lo abbiamo pescato, ma che lo facciano con molta passione, perché dobbiamo portare avanti tanti giovani appassionati di Sicilia. Siamo pronti? Io ne ho uno giovane appassionato di Sicilia, mi volevo riallacciare al discorso del professore Ficili. Ho un figlio cooperante. Mio figlio lavora per la cooperazione internazionale con le organizzazioni non governative e in questo momento si trova in Libano, confine con la Siria, dove lavora e fa il suo lavoro di agronomo. È stato in Indonesia dopo lo tsunami, è stato in Congo, in Benin. Sono 15 anni che lavora per la cooperazione internazionale. Sono orgogliosa di essere qui questa sera, in questa serata dedicata alla pace. È orgogliosa di essere E noi siamo orgogliosi questa sera di accogliere nell'Accademia di Sicilia Giovanna Schimenti, e accogliamo anche il ragioniere Salvatore Mirabile, abbiamo detto fondatore del Museo delle Tradizioni d'Arti Contadini di Marsala, e in questo caso con le insegne che vengono consegnate dalla professoressa Mariolina Quiligotti Cordio. Ecco qua la fascia, e in questo momento sanciamo con il nostro applauso l'ingresso dell'Accademia di Sicilia del ragioniere Salvatore Mirabile. Ecco qui lo statuto, le insegne. Professoressa Quiligotti, anche qua diamo, è proprio il caso di dirlo, un bel benvenuto. Intanto devo congratularmi con lei per il garbo, la professionalità Troppo con cui buona. ha diretto questa manifestazione. Troppo buona. Devo dire che tutte le manifestazioni che Tony Marotta ha presentato sono state bellissime, però questa sera, come è stato detto da molti, è stata una serata particolare e, per dirla alla Modugno, meravigliosa, perché i personaggi, mettendo da parte la loro caratura professionale, la loro bravura, sono venuti fuori nella loro spontaneità, nella loro umanità, e che questa umanità rientra in quella pace che è l'obiettivo di questa serata, perché essere umani significa vivere, e la vita non appartiene soltanto a noi, appartiene solo agli altri. Quindi i valori che ci sono nella pace sono i valori della nostra vita. Poi mi ha incuriosito l'attore teatrale che ha detto: volevo mettere, ma perché non c'è un figurino? Ecco, E allora io tra di me ho detto: certo, è una bella pensata, però il figo d'India è spinoso e quindi il siciliano è un po' spinoso, però dentro c'è la dolcezza, quindi c'è tutta il calore e l'affettuosità dei siciliani. Però io credo che sia stata scelta la pigna non così in maniera involontaria, perché secondo me la pigna è un frutto che quando si apre ha tanti pinoli e ogni pinolo ha un suo valore. Quindi il valore della pace, il valore della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto dei diritti umani. Mi congratulo pure con lei, che sarà un accademico come è giusto, perché non soltanto lei si piglia a fascia e la medaglia, lei deve lavorare, deve contribuire e anche economicamente. D'altronde Marotta dà più di quanto noi diamo a lui. Grazie a tutti voi. La professoressa è stata chiarissima, determinata
Ragioniere, a questo punto ragioniere ci voleva per far parlare i conti anche per dare un contributo in più, in tutti i sensi. La presenza è stata chiarissima. Ragioniere. Ringrazio. Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente Tony Marotta per questa mia investitura e dedico, diciamo, questo momento alla Sicilia, perché, come dice la signora, è da più di 50 anni forse che io mi occupo della Sicilia, scrivendo poesie, scrivendo racconti, persino musicando delle canzoni. Non solo questo, ma ho persino girato tutta la Sicilia e ci tengo a precisarlo perché qualcuno mi dice che ho conquistato un record, perché ho visitato tutti i paesi della Sicilia, compreso le frazioni, e da queste visite ho raccolto tanti di quegli oggetti di cui ecco la nascita del Museo Mirabile delle Tradizioni e Arti Contadine di Marsala, che è un'associazione culturale. Non mi voglio dilungare, più di 50 anni sono che mi sono speso per la Sicilia. Sono le nostre radici, professoressa. Allora, altri 50 anni lo possiamo fare. Se mi consentite 5 minuti, considerate 5 minuti sono forse 2 minuti. Beh, se mi consentite, vi leggo semplicemente una poesia, che è una piccola poesia. Ce la facciamo? Beh, siamo un po' out con i tempi, però magari alla prossima occasione sicuramente la potremo ascoltare. Intanto un altro grande applauso ai nuovi accademici e alla famiglia dell'Accademia Sicilia che cresce con Giovanna Schimenti e Salvatore Mirabile. Grazie all'avvocato Cusumano, professoressa Grigotti Cordio per la loro presenza e per il loro riconoscimento.